Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Palermo cade con la moto in una buca e muore. La vittima è un uomo di 39 anni, padre di 4 figli. L'incidente al viale della Regione. Mostra le parti intime ad una bambina e viene linciato dagli abitanti del quartiere. La polizia lo salva da una folla inferocita, feriti 4 agenti, è accaduto allo Zen. Reddito di cittadinanza per pagare la droga, una rivendita di tabacchi usata come bancomat tratteneva il 10% del denaro prelevato, 3 arresti a Marsala. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina deve continuare ad operare. La Regione presenta la richiesta di deroga al Ministero. Spetta adesso al Governo la decisione sul futuro del centro di eccellenza. Emergenza casa a Catania, per il Sunia mancano fondi per riqualificare le 2 torri di Librino. In città sono 15.000 le famiglie senza abitazione. L'opera dei pupi in un liceo catanese con la Compagnia dei Fratelli Napoli, da oltre un secolo, impegnati a dare continuità alla tradizione. Calcio, Massimino verso il tutto esaurito per la gara di ritorno contro l'Atalanta Under 23, trasferta vietata ai residenti in Lombardia. In Serie B domani pubblico delle grandi occasioni al Barbera per la sfida play-off con la Sampdoria. Mignani comincia un altro campionato. In apertura un incidente mortale a Palermo, ha perso la vita un uomo di 39 anni che lascia moglie e 4 figli. Adelaide Barbagallo. Incidente mortale a Palermo, un motociclista di 38 anni, Samuele Fuschi, sposato e padre di 4 figli, ha perso la vita in viale Regione Siciliana nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l'ex rotonda Oreto. Fuschi era in sella a uno scooter SH300, viaggiava in direzione Catania quando ha perso il controllo. Sul manto stradale un'enorme buca. L'uomo è improvvisamente uscito di strada ed è finito violentemente contro il guardrail e poi sull'asfalto. L'impatto è stato terribile. Fuschi è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente amici e parenti della vittima, pieno di rabbia, lo sfogo del suocero. Qua a Palermo abbiamo questo problema e ci sono tutte le strade rotte. Poi ha perso la vita mio genero. Cioè a casa mia non si discute più e lascia 4 figli, non ha bambino ancora da adottare. Quando è stato lanciato l'allarme sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Siamo a Palermo dove allo Zen un uomo ha tentato di molestare una bimba e ha rischiato il linciaggio. È stato salvato dalle forze dell'ordine, 4 agenti sono rimasti feriti. Marco Gullà. Ha mostrato le sue parti intime ad una bambina di 5 anni e per questo gesto raccapricciante il quartiere Zen a Palermo gli si è rivoltato contro. Protagonista un uomo di 62 anni che è stato denunciato. L'episodio è stato notato però da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti e come si vede dalle immagini si sono verificate scene da guerriglia in via Agesia di Siracusa nel cuore proprio dello Zen. Il 62enne è stato portato per la notte fuori dallo Zen dopo che è rimasto per ore nel commissariato San Lorenzo. Saranno sentiti anche i parenti dell'uomo che lavorava in una macelleria in zona. Durante i tafferugli alcuni poliziotti sono rimasti feriti. Dei 4 poliziotti contusi, uno ha riportato una ferita alla testa e sono stati necessari dei punti di sutura. Un altro ha ricevuto un colpo in testa, altri 2 riportano traumi vertebrali e varie contusioni. La droga con il reddito di cittadinanza, 4 le misure cautelari a Trapani. Laura Spanò. 4 misure cautelari, di cui 3 in carcere e una rivendita di tabacchi nel quartiere Amabilina sotto sequestro. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Marsala coordinata dalla procura, avviata all'indomani del blitz antidroga che nel febbraio 2023 smantellò la storica piazza di spaccio nel quartiere Sappusi, operazione che portò in carcere 11 dei 14 indagati. Misura cautelare in carcere ora nei confronti di Alessia Ingiuleri, del compagno Andrea Nizza, e per Alessio Christopher Pantaleo, accusati di spaccio di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e
estorsione e indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza. La rivendita di tabacchi di Amabilina viene descritta dagli inquirenti come un bancomat per i push della zona. I carabinieri hanno ricostruito il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga, cocaina, crack ed eroina. I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito, lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza con relativo PIN, e nella tabaccheria venivano poi effettuati prelievi illegali delle somme caricate sulle carte, con una percentuale del 10% lasciata al titolare della rivendita, un 32enne. Per lui obbligo di presentazione all'APG. La Regione Siciliana ha inviato la richiesta formale di deroga per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Adesso la palla passa al Ministero della Salute. Francesco Triolo. L'atto formale richiesto, atteso da mesi, è arrivato. La Regione Sicilia ha formalizzato al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi per la cardiochirurgia pediatrica all'ospedale San Vincenzo di Taormina, seguendo l'esempio di quanto già avviene in Veneto, a Padova e Verona, dove la popolazione residente è analoga a quella siciliana. Il documento, sottoscritto dal Presidente della Regione, dall'assessore alla salute e dai dirigenti dei dipartimenti di pianificazione strategica e attività sanitarie, evidenzia come si ritenga imprescindibile mantenere la funzionalità di entrambe le strutture di eccellenza siciliane del Civico di Palermo e di Taormina. Il comitato dei genitori dei piccoli pazienti ha accolto con soddisfazione la richiesta. Da adesso però la palla passa al Ministero a Roma, che da sempre si dice concorde nella deroga e che aspettava solo la richiesta della Regione. Ci sono da oggi 78 giorni al 31 luglio, che purtroppo è sempre la nostra scadenza, è sempre la nostra preoccupazione. Quindi speriamo che in questo breve tempo possiamo avere finalmente una risoluzione definitiva per salvaguardare il CCPM, perché non serve solo ai nostri bambini, serve a tanti bambini siciliani, calabresi e stranieri. La soddisfazione vera e propria, la gioia e la serenità la avremo sicuramente nel momento in cui il Ministero, ci auguriamo, risponda in maniera positiva a questa richiesta della Regione Sicilia. L'operatività della cardiochirurgia pediatrica di Taormina al momento prorogata al 31 luglio e senza la deroga ministeriale sarebbe destinata a cessare. Tra luglio 2023 e marzo 2024 sono stati 165 gli interventi eseguiti nella struttura di Taormina su pazienti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria. Questi i dati a supporto della richiesta. Dalle pagine dell'ordinanza sull'inchiesta che ha coinvolto il centro Nemo Sud emerge come l'assessore alla salute Giovanna Volo non poteva non conoscere la situazione, ma anche le utilità che avrebbe ricevuto il direttore clinico. Il centro Nemo Sud drenava risorse regionali, lo faceva per fornire prestazioni sanitarie che avrebbero potuto essere attivate dai normali reparti dell'ospedale universitario, che invece faceva da schermo perché Nemo non era nemmeno accreditato alla regione, e l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo non poteva non sapere, perché nelle 127 pagine dell'ordinanza firmata dal CIP Claudia Misale viene evidenziato come da direttrice sanitaria firmò decine di atti che contribuirono a far prosperare una sorta di clinica privata all'interno di un ospedale pubblico a spese dei contribuenti. L'altra figura con un ruolo di spicco individuata dai magistrati è quella del professore Giuseppe Vita, direttore del centro clinico, che è accusato di corruzione per atti contrari ai suoi doveri d'ufficio. Proprio Vita avrebbe contribuito all'erogazione delle prestazioni classificate con il codice 75, quello della neuroriabilitazione, nonostante tale tipologia di prestazioni non fosse stata assegnata al Policlinico di Messina dal sistema sanitario regionale. In cambio ha ricevuto l'assunzione del figlio, anche lui neurologo, e della nuora come responsabile della comunicazione all'interno della stessa struttura di Nemo Sud, diventata ad un certo punto il fronte di scontro tra lo stesso Vita padre e gli amministratori nazionali della Fondazione Aurora, che gestiva il centro Nemo. Il GIP Claudia Misale ha fissato per il 20 maggio prossimo gli interrogatori di 5 dei 9 indagati dell'inchiesta. Non è prevista l'audizione dell'assessore Volo, che sarà sentita nei giorni successivi. Continua l'inchiesta sulla strage degli operai a Casteldaccia. Sono 2 filoni seguiti dalla Procura di Termini Imerese, ma presto potrebbe aggiungersi anche un terzo aspetto. Maglio Viola. Cala il silenzio sull'inchiesta della Procura di Termini Imerese relativa alla strage sul lavoro di Casteldaccia, costata alla vita a 5 operai che stavano eseguendo opere per liberare un impianto di sollevamento della rete fognaria della provincia di Palermo ostruito. Dopo le autopsie sono 3 gli iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari delle imprese Tech e Quadrifoglio Group, rispettivamente appaltatore e subappaltatore dei lavori commissionati dall'AMAP, l'azienda Acquedotto di Palermo, e del direttore degli stessi lavori, funzionario dell'Acquedotto. La Procura di Termini Imerese
ha acquisito nella sede palermitana di AMAP tutti i documenti sull'appalto assegnato a Tech, nella sede della Tech i documenti sul subappalto alla Quadrifoglio Group e in quest'ultima azienda la documentazione di incarico. C'è poi un secondo filone di inchiesta che riguarda invece l'applicazione delle norme di sicurezza. Assodato che gli operai non sarebbero dovuti scendere nell'impianto, bisogna verificare se comunque le dotazioni necessarie dovessero essere a disposizione. Da verificare anche la possibilità di un terzo filone, ovvero quanto abbia inciso i lavori rifacimento del manto stradale appaltati da ANAS, durante i quali sono stati coperti i tombini di accesso alla fognatura. Intanto è fuori pericolo Domenico Viola, il sesto operaio coinvolto. Si tratta quasi di un miracolo. È l'ultimo ad essere sceso nell'impianto, il primo a essere stato recuperato dai vigili del fuoco. Per questo la quantità di idrogeno solforato respirata è stata inferiore agli altri, un dettaglio che ha permesso ai medici di salvargli la vita, anche se per lui si annuncia una lunga degenza. Prosegue la mobilitazione degli studenti dell'Università di Catania che da ieri hanno deciso di unirsi alle proteste che stanno dilagando negli atenei di tutto il mondo contro la guerra di Israele a Gaza. In queste immagini le tende piantate nel cortile del monastero dei Benedettini, accampamenti simbolici per rivendicare il diritto dei palestinesi ad esistere. Gli studenti chiedono alle istituzioni ed in particolare al rettore Priolo di prendere posizione contro il genocidio, interrompendo le relazioni con Israele. Emergenza casa a Catania, interviene il Sunia che denuncia mancano i fondi per riqualificare le 2 torri di Librino in città. Sono 15.000 le famiglie senza abitazione. Marco Carli. Quartiere Librino a Catania. Le 2 torri in viale Biagio Pecorino, viale San Teodoro avrebbero dovuto già essere riqualificate e ristrutturate con i fondi del PON Metro 2014-2020, dando la possibilità a tante famiglie di trovare casa. Invece il tempo è andato avanti senza soluzioni. Erano stati stanziati 12 milioni di euro per la riqualificazione, ma con i rincari dovuti al trascorrere degli anni, per arrivare all'obiettivo ora mancano circa 4 milioni di euro. In particolare è la seconda torre a rischiare di essere ancora una volta lasciata al suo destino da comune e IACP. Lo affermano in una nota le segreterie siciliana e di Catania del Sunia. Dopo un continuo spostamento di somme da un fondo all'altro, a tutt'oggi non è chiaro come e se i lavori partiranno davvero. L'accordo tra i due enti, Comune e Istituto Autonomo Case Popolari, prevede che i lavori di riqualificazione riguardino per ora uno solo dei 2 stabili. A Catania l'emergenza abitativa grave interessa almeno 15.000 famiglie. La speranza per il futuro risiede anche nei nuovi fondi europei Next Generation. Abbiamo a disposizione per volontà dell'Europa 1.400 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione anche energetica dei palazzi di edilizia popolare. Il governo nazionale ancora non ha deciso come utilizzarli. Come al solito resta il condizionale, quando invece, dicono dal Sunia, servono soluzioni. A 6 mesi di distanza dalla raccolta delle firme per la petizione popolare promossa dal Sunia nazionale, per la quale il Sunia di Catania ha raccolto circa 3.000 firme, siamo tornati qui stamattina perché purtroppo nulla è cambiato. Al viale degli uomini illustri c'è anche Goliarda Sapienza, lo ha annunciato lo street artist Luca Prete su Instagram. Lo storico viale di Villa Bellini infatti è caratterizzato dalla presenza dei mezzi busti di uomini illustri catanesi. Adesso però, grazie all'idea di Prete, è stata presente anche una donna. Goliarda Sapienza, scrittrice e attrice catanese, avrebbe compiuto 100 anni il 10 maggio scorso ed è proprio per questo che l'artista ha deciso di celebrarla creando una scultura in suo onore e posizionandola su uno dei piedistalli già presenti al viale degli illustri. Dopo qualche giorno la scultura è stata rimossa da qualcuno. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Il modo di comunicare anche nel campo della ristorazione è cambiato tra social, recensioni e food blogger. A Catania il focus di FIPE e Confcommercio su luci e ombre dei nuovi canali comunicativi. Il servizio. Anche nel campo della ristorazione cambia il modo di comunicare. Da un lato il mondo dei social diventa uno strumento per promuovere la propria attività, dall'altro però può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto per le recensioni negative o fake che possono danneggiare i ristoratori. Il tema è stato al centro del convegno organizzato a Catania da FIPE, Confcommercio e Tnea. Sono anni che nel mondo della ristorazione si cerca di trovare un metodo per verificare le recensioni, basterebbe un codice QR nello scontrino o semplicemente una recensione per tavola.
tavolo con un codice QR. Nel caso in cui il ristoratore riceve una critica, cosa fa? Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi non risponde, c'è chi riesce a gestirle. Gestirle è sempre la soluzione migliore, spesso girandole a proprio favore, rispondendo anche in un modo simpatico, educato, galante, dicendo guardi, l'aspetto, ci vediamo la prossima volta e davanti a un caffè ne parliamo insieme. Non solo recensioni, ma anche il fenomeno del no-show, cioè quando il cliente senza preavviso non si presenta dopo aver prenotato un determinato servizio. Ci sono dei portali dove tu mandi un form, loro te lo compilano, te lo firmano e se non si presentano ovviamente il ristoratore è autorizzato a prelevare una somma. Per promuovere la propria attività poi c'è chi si affida ai food blogger, che oggi sono una figura professionale sempre più richiesta e apprezzata anche dai clienti. Cerco di portare sempre la maggior genuinità possibile nei miei contenuti, quindi nessun contenuto forzato, ma solo consiglio ciò in cui credo davvero. Il cibo non è soltanto social, ma anche solidarietà. Sabato si terrà infatti la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, organizzata dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, per sostenere e avviare mense di comunità della Caritas diocesana su tutto il territorio nazionale. Nei locali che aderiscono all'iniziativa si troverà un cavaliere dove ci sarà un QR code e lì, digitando col telefonino, aprendo l'applicazione, si riuscirà a fare una piccola donazione che verrà data sempre a chi ne ha di bisogno tramite la Caritas. Un'iniziativa per fornire ristoro e un aiuto a chi vive in condizioni di fragilità. L'Opera dei Pupi va a scuola con la Compagnia dei Fratelli Napoli, da oltre un secolo impegnati a tramandare questa affascinante arte. Adelaide Barbagallo. L'amore e la follia di Orlando per Angelica, conosciuta attraverso i libri di scuola, arriva sul palcoscenico con l'Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli, che rompe al liceo Galileo Galilei di Catania. Nell'aula magna studenti attentissimi seguono le scene e applaudono con convinzione alla bravura della compagnia impegnata da oltre un secolo a tramandare questa antichissima e sempre affascinante forma di teatro. È molto appassionante perché è lui che si innamora e impazzisce. Secondo me è un'esperienza che comunque ognuno dovrebbe fare almeno una volta nella vita, perché si capisce tanto, si capisce anche quanto impegno c'è dietro uno spettacolo del genere, per la realizzazione dei pupi, per la messa in scena anche a livello dello spettacolo. Una storia di amore, tradimenti e di coraggio, con Astolfo che a cavallo dell'ippogrifo si reca sulla Luna per recuperare il senno perduto dal cugino Orlando. Cosa stai apprezzando di questo spettacolo? A me comunque l'enfasi che metto nella recitazione, che rende la scena molto vera. Io non avevo mai visto dello spettacolo dei pupi, consiglio di guardarli. La marionettistica dei Fratelli Napoli rappresenta la più significativa realtà del tradizionale teatro dei pupi di stile catanese. Fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli, è giunta alla sua quarta generazione. Tutti i componenti della famiglia prendono parte alla messa in scena degli spettacoli, ciascuno secondo il ruolo che gli è più congeniale fra quelli tipici dell'opera catanese. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi la pagina sportiva. Prima dello sport c'è un aggiornamento sulla notizia di apertura, la morte di un motociclista a causa di una buca su un viale a Palermo. Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, appare evidente che si sia trattato di un cedimento dell'asfalto avvenuto contestualmente o pochi minuti prima del verificarsi dell'incidente che ha provocato la morte del motociclista, scrive il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, motociclista al quale vanno le condoglianze e la vicinanza mia e dell'amministrazione alla famiglia. Nessuna segnalazione, prosegue la nota, per il pronto intervento è pervenuta al comando della Polizia Municipale. Risulta impossibile che una buca del genere lungo l'arteria più trafficata della città non fosse stata segnalata. E siamo adesso alla pagina sportiva, prevendita boom in vista del ritorno fra Catania e Atalanta Under 23 e tanto entusiasmo in città. Zeoli potrebbe optare per la conferma dell'11 che ha cominciato la gara a Caravaggio. Marco Carli.
Ritmi serrati come ovvio che sia per un playoff e tanto entusiasmo come è naturale che sia a Catania. Da un lato c'è la squadra che lavora per prepararsi al match di ritorno contro l'Atalanta Under 23 dopo il successo dell'andata firmato Buà. Dall'altro ci sono i tifosi che promettono di riempire il Massimino e di renderlo una bolgia. L'affetto di chi freme per i colori rossazzurri è stato chiaro anche a Caravaggio, divieto per chi vive in Sicilia ma settore riempito da chi, residente al nord, non vedeva l'ora di seguire il Catania. L'effetto è che anche in trasferta sembrava di giocare in casa, figurarsi cosa sarà sabato invece con il calore dei 20.000. Avviata la vendita libera, mentre venerdì mattina scade il termine per la prelazione degli abbonati, ma la prevendita va a gonfie vele, c'era da immaginarselo. Tutto bene anche in seno alla squadra. Per sabato si confida di avere a disposizione Monaco per la difesa, gara di sacrificio e di accortezza la sua come quella dell'intero reparto arretrato, col supporto di un grande Welbeck in mediana. È un'altra modalità, per me è una modalità dove sanno che adesso c'è poco tempo per recuperare eventuali defaillance a livello di risultato e dunque stanno tutti sul pezzo. Celli di Carmine, Castellini e Teio ammoniti all'andata. Mazzeoli non dovrebbe stravolgere l'assetto e gli interpreti sulla base delle ammonizioni. La sensazione è che non ci sarà turnover se tutti i protagonisti iniziali staranno bene. Lo ha detto il primo tempo di Bergamo e tutto sommato anche il secondo, in cui Teio ha fatto il suo nei minuti a disposizione. A partita in corso potrebbe succedere anche al Massimino. In occasione della gara di ritorno valida per gli ottavi dei play-off di Serie C tra il Catania e l'Atalanta Under 23 è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lombardia. Vigilia di play-off per il Palermo che domani alle 20:30 in un Barbera tutto esaurito sfiderà la Sampdoria. Biglietti andati a ruba per un sogno chiamato Serie A. Marco Gullà. Il Palermo si prepara a una delle giornate più importanti degli ultimi anni, spinto dal pubblico caldissimo del Barbera, che ancora una volta ha risposto presente. Vigilia del match contro la Sampdoria, valevole per il primo turno playoff, e già record di spettatori. Domani al Barbera si registrerà il tutto esaurito, tifosi rosanero che sognano la promozione in Serie A. Il Palermo domani, per staccare il biglietto per le semifinali, potrebbe anche pareggiare, ma solo dopo i tempi supplementari. Sotto certi aspetti un altro campionato, perché è come se si riazzerasse un po' tutto, è come se giocassero partite che hanno un valore completamente diverso da quello del campionato, perché campionato sono 38 partite, queste sono, per quella di domani sera, una partita secca nella quale o stai dentro o stai fuori, quindi per quello che riguarda il mio passato è per forza alle spalle, bisogna guardare il presente e quindi è una sensazione bella di giocarci una partita importante. Mignani, dopo l'esperimento con Sud Tirol, dovrebbe tornare al 3-5-2 schierato per gran parte della sua esperienza al Palermo. Il tecnico recupera pedine importanti, l'infermeria si è svuotata. In attacco, accanto all'intoccabile Brunori, dovrebbe essere riproposto Soleri, anche se Mancuso conserva delle chance di giocare. In difesa Outne del Ciauro per squalifica, torna Ceccaroni. Da Genova oltre 2000 tifosi blucerchiati, la Samp deve solo vincere per passare il turno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.